Benissimo, benvenuti a tutti quanti gli ascoltatori e gli amanti del futsal. Siamo collegati dal Palafranchetti di Mestre per i quarti di finale, partita di ritorno tra Mestre Fenice e Olimpia Rovereto. L'andata il Mestre Fenice ha vinto 6-2 ai microfoni. Ci siamo il sottoscritto Alessandro Torre e al mio fianco ho il piacere di avere Eric Bellomo, eccomi qua. Eric Ringhins Eric, Bellomo. Eric Bellomo Ringis in realtà, però. Eric Bellomo Ringhins. Ringrazio già prima di cominciare Italo Morao per la parte tecnica, perché se riusciamo poi a trasmettere tutto quanto è solo grazie a lui. Quindi un ringraziamento. Al mio fianco anche Alessia Dal Canal, che sarà la voce oggi del Franchetti per questa partita di ritorno, con l'andata che si è chiusa in maniera favorevole per il Mestre Fenice con un 6-2 al Palamarchetti, un 6-2 che ha quasi, diciamo, potrebbe aver ipotecato la partita di ritorno, però nel calcio a 5, Eric, non si può mai sapere, giusto? Giustissimo. Allora, sì, un risultato di partenza molto buono per il Mestre, quindi 6-2 è un risultato importante. Poi giustamente il calcio a 5 è bello per quello, perché non è mai detto chi sia finita, quindi tutto può succedere, quindi adesso stiamo qua a vedere. Allora, non servirebbe, ma io, per chi non conosce Eric, intanto stanno per entrare in campo le due squadre. Velocemente, per chi non conoscesse il nostro Eric Bellomo, nazionale italiano dal 2004 in Italia. Sì, da tanti anni ormai passati. Tanti anni tra Lazio, Marca, Sì. Luparense, Camedossona, Atletico Nervesa, anche a Città di Mestre, qui al Franchetti. Questa è casa tua. Bravissimo. Infatti quando è arrivato tutti l'hanno salutato. Però prima di tutto andiamo ad assistere alle due formazioni che si stanno schierando in campo. Quindi Eric, oggi è un gran piacere. Eric che continua, classe 1978, si può dire? Si può dire, certo, è quella la mia annata all'epoca, si può dire. Che continua a giocare e quest'anno ha portato la squadra del Marco Polo, squadra di Marcone, dalla Serie C1 direttamente in Serie B. Certo. E possiamo dirlo in diretta che il prossimo anno calcherà i campi della Serie B ancora. Certo, bravissimo Eric, sono un tuo tifoso, quindi... Ci conosciamo da tanto ormai. No, ma sono ancora qua, è piacere enorme di ritornare a Mestre, in cui ho giocato tante volte. Dove hai ritrovato anche tanti amici? No, perché... guarda, ho ritrovato tanti, alla fine sono a casa qua, ho giocato spesso contro la Fenici, poi ho avuto la possibilità di giocare con i Mestri e quindi mi sono trovato a casa, quindi ho tanti amici da tutte e due le parti. Quindi... Infatti ve lo posso garantire, mentre stavamo preparandoci per questa diretta, un sacco di persone sono venute a salutarti, un sacco di persone hanno avuto il piacere di vederti, e quindi credo che per me sia la prima volta che ti ho qui a fianco nel commento e mi fa veramente piacere, quindi avere qualcuno che di futsal ne mastica un po'. No, guarda, io sì, perché in realtà, sai, ho 47 anni ormai, no? Chi ho? Sei un giovincello. No, gioco ancora, un po' esagerato ancora a giocare, ma finché mi diverto e vogliono che resto in squadra, io ci sono. Però comunque ho iniziato con 8 anni, quindi sono quasi 40 dentro questi sport, quindi qualcosa ho vissuto. Sì. Qualcosa ne sai. Allora, siamo per partire, nel frattempo andiamo a leggere velocemente i 12 da una parte e dall'altra. Rovereto che è qui con due importanti assenze per scelta anche societaria, probabilmente anche dovuto al risultato dell'andata. Non ci sono Rafinha e non c'è Hakimi, ma intanto un minuto di silenzio per la scomparsa del... Nino, benvenuti.
minuto di silenzio per la scomparsa di un grande campione della box, Nino Benvenuti, 87 anni, un grande campione dello sport italiano. Comunque torniamo alla attualità, vediamo i quintetti in campo con Jagubian, è assente Diodoardo per il Mestre Fenice per un leggero risentimento in settimana, Beck, Bordignon, poi i laterali Bebettigno e Pires, davanti c'è il pivot Maltauro dall'altra parte, con Bellomo che mi darà sicuramente una mano. No, il Mestre comunque allora, parti con la squadra, sì, la squadra principale, perché vuole cercare di chiudere il Mestre Fenice, scusami, vuole cercare di chiudere il prima possibile la partita. Vediamo, dall'altra parte abbiamo Ceschini, Tiago, Bazzanella, Vivian e Vivian 67. Partiti. Maltauro spalla alla porta con attenzione, Bazzanella non si è accorto e c'è il tocco, c'è Veronese in porta, Veronese per non c'è Ceschini, quindi tra i titolari Bordignon, Pires, la conclusione 19:34. Sono passati 26 secondi, il sinistro di Pires ha subito battezzato l'angolo. No, veramente un calcio d'angolo fatto come si deve. Palla molto difficile comunque, perché è una palla che viene tirata fortissimo con tanti giocatori davanti al portiere, tante volte non riesce neanche a vederla bene, quindi bellissimo gol di Pires, importante anche partire già così. Sì, anche perché in questo modo, in qualche modo, blindi, no, già il risultato dell'andata. Ma sai, in questo modo tu dimostri che il risultato di andata non ti lasci stare sereno o niente, tu dimostri che vuole veramente chiudere la partita in quanto prima possibile. Però il Rovereto è una squadra che ha fatto il suo e non è venuto qua sicuramente per perdere o per fare una partita incompleta. Sì, un buon inizio quindi per il Mestre Fenice dal calcio d'angolo, subito Bordignon che ha toccato indietro per Pires che in stagione ha chiuso. Attenzione, Maltauro che cede per Bebettigno, per il Mestre Fenice è una buona notizia avere, attenzione, cerca di passare ma Veronese lo ferma, il dribbling nello stretto di Maltauro. Da pivot a pivot, dimmi qualcosa. Perché... No, guarda, non me l'aspetto tanto il dribbling corto di Maltauro, è tanto bravo con la sua forza, è un gioco che quando lui è in campo Mestre sfrutta tantissimo la sua qualità da pivot, che è bravissimo. Niente, ha fatto bene, magari ha sorpreso anche i difensori che non se l'aspettava, però ha qualità anche per farlo. Quindi... Tanta qualità nel Mestre Fenice, perché dicevamo il Mestre Fenice ha anche la fortuna di aver ritrovato un grande tassello che è Bebettigno, che è stato assente per qualche mese, poi doveva rientrare probabilmente per la partita più importante della stagione regolare, quella con Mantova, ma è entrato pochi secondi perché ha ancora sentito dolore e quindi precauzionalmente è rimasto a riposo e adesso il Mestre Fenice potrà utilizzarlo per ci sono giocatori, un attimo vediamo. Attenzione, Bazzanella che è riuscito a salvare su Maltauro. No, guardiamo il calcio d'angolo, poi parliamo di Bebettigno. Ci ha provato di nuovo questa volta, era difficile tenerla giù. Questo tiro è molto difficile, non è facile prenderla bene, però comunque è sempre pericoloso il calcio d'angolo, la palla ferma è importantissima nel calcio centro. Comunque parlavo di Bebettigno, è un giocatore importantissimo che poi quando non c'è in campo si sente la sua mancanza e poi nella partita diciamo più importante della regular season in quel momento non ha potuto esprimersi come sappiamo che può fare.
Attenzione, Vivian sulla sinistra, Bordignon che lo ferma in qualche maniera, il pallone innocua al centro, Maltauro che rilancia Bebettino che prova l'assist al centro per Bordignon che si stava infilando, e bravo Tiago Monteiro a fermarlo. Dicevamo ci sono delle importanti assenze da una parte e dall'altra. Certo. Anche Rovereto, due giocatori di grosso spessore che non sono venuti. No? Esatto, non c'era Figna, non c'è Hakimi, non c'era neanche all'andata Hakimi. In porta abbiamo Veronese, non c'è Ceschini che era il portiere stagionale, che ha giocato titolare, di più, esatto. Il Mestre, dicevamo l'assenza importante di Odoardo, ma c'è Jagubian che è stato titolare del Fenice Venezia Mestre in A2 anche l'anno scorso, quindi insomma diciamo sono allo stesso livello. Sì, loro hanno la fortuna di poter mettere qualsiasi dei due in porta che fanno benissimo, sono i due giovani bravi portieri italiani, quindi. E poi c'è anche Luca Mason che non c'è, che è un altro giocatore, esatto. No? un altro pilastro che abbiamo, che il Mestre Fenice ha perso. Attenzione, non c'è fallo, la palla è per il Mestre, no, è per il Rovereto, l'ultimo tocco è dei bianco-arancio quando sono passati 3 minuti e 40 sul cronometro. Dicevamo Luca Mazzon che ormai ha terminato la stagione, l'abbiamo piacevolmente visto senza stampelle oggi perché è stato di nuovo operato dopo che aveva già subito una prima operazione a inizio stagione, quindi veramente sfortunato, e quindi post season senza Luca Mazzon per il Mestre Fenice. Dall'altra parte manca anche un altro giocatore importante che è Nicolò Vailati, che purtroppo ha subito un lutto familiare e non è presente oggi a questa partita di ritorno nei quarti di finale. Ma guarda, questo è un discorso che succede nelle principali squadre anche del calcio, vediamo, perché quanto più lunga è la tua rosa, con più qualità riesci anche a supportare questi momenti delle mancanze dei giocatori importanti, quindi è anche importante avere una rosa in cui tu riesca a supplire le necessità quando serve. Tra le altre cose Mestre Fenice che può anche contare su dei giovani rampanti, diciamo così. Ce n'è uno in campo, il 17, che è Barnaba Bui, che tanto bene ha fatto in stagione, ma alle sue spalle ce ne sono tantissimi, tanto che la seconda squadra del Mestre Fenice B, neopromossa, attenzione, il capitano Bordignon ha provato la percussione di sinistra. Bravo, Bordi è tanta roba qua, mi piace. Poi col suo mancino riesce a fare tante cose. Poi l'abbiamo già scritto, me l'hai già svelato, ma dopo con quel 4 lì mi devi dire un po' di robe. Attenzione, ci prova ancora, ha voglia di segnare capitano Bordignon, prima su una percussione laterale, adesso di nuovo col sinistro, bravo Veronese a bloccare. Comunque vediamo il Mestre che aspetta il Rovereto a metà campo, anche perché ha fatto il primo risultato nella prima partita vincendo per 1-0, non c'è perché andare a sbilanciarsi in avanti, quindi aspetta intelligentemente un po' il Rovereto. E infatti con questo, dopo il 6-2, è andata in vantaggio delle reti, di 5 reti per il Mestre Fenice nel regolamento del playoff di calcio a 5 nella Serie 2 Elite. Passa la squadra che ha segnato più gol nelle due partite, in questo caso col più 5 il Mestre Fenice ha una certa garanzia. Attenzione a Pires, Veronese bravissimo, ma che assist aveva fatto Bui. No, Bui è tanta roba, una visione di gioco incredibile, un passaggio perfetto. Il Pires ha fatto anche bene, ha provato a fare il pallonetto che ci stava, il portiere è stato bravo a fare la parata. Sì, è stato reattivo perché Pires aveva provato quel pallonetto, lo scavetto per superarlo, ma hai visto il sinistro di Bui per tagliare su Pires. Bui! Incredibile! Questa la vogliamo rivedere. Avevamo appena parlato del sinistro di Bui e ci ha confezionato una rete 14:39 sul cronometro. Andiamo a rivederlo. Bordignon per Bui. Di prima intenzione. Allora, questo qua è il vero calcio a 5, perché se poi, avendo visto i replay qua, Bui fa un passaggio, va sulla parallela dove la palla è stata imbucata e lui con tanta qualità ha messo un pallonetto veramente che pochi sono in grado di fare. Complimenti a Bui e anche alla giocata delle squadre.
Cioè, anche perché di prima intenzione, da quella posizione lì, con il portiere che esce, lo specchio è strettissimo. Strettissimo, ma sai, quella è una cosa che col passare degli anni, con tanto tempo di campo, anche se sei di una parte che non vedi la porta, ormai sai dove è, quindi la butti lì. Però Sì. è stato veramente bravo, una qualità assurda. Senza pensare che è un 2004. Ma guarda, allora, questo vorrei fare anche un complimento alla vecchia Fenice, né, che ormai i maestri Fenici si sono unite o sono Esatto. fuse, però la Fenice ha sempre fatto un lavoro spettacolare con i giovani. Oggi si vedono già tanti giovani di qualità che sono venuti di quelle scuole lì, quindi Bui è uno di questi qua, quindi si vede in campo la sua qualità. Stavamo proprio parlando di questo prima, perché il Mestre Fenice alle spalle ha tantissimi giovani che stanno premendo. Ce n'è un altro che è entrato adesso, che è Christian Rutzen, che ha segnato una doppietta al Pala Marchetti sabato scorso, un giocatore anche lui classe 2005, quindi ancora più giovane di Bui. Ce n'è un altro che è in panchina e probabilmente qualche minuto, sentendo anche mister Mastro Giovanni, mister Vecchiato, farà qualche minuto, che è Kevin Schiavenato, ma c'è anche Matteo Rigi del 2005 e Kevin Schiavenato che è del 2007. Insomma, ma guardi, questi qua possono essere tutti i miei figli, capito? E poi ti dico, Rugine io ho avuto il piacere di allenarli con lui quando ero qua, stava iniziando ad allenarsi con la prima squadra. È un giocatore che mi piace tantissimo, ha tanta qualità. È un giocatore molto classico, non lo vedi tanto, però è veramente bravo, forte, mi piace molto. E poi c'è Kevin Scavinato, cazzo, Kevin lo conosco da piccolissimo. Guarda. Attenzione, il pallone Moscoso Veronese. Cosa hanno fatto? Attenzione alla parte opposta, Bazzanella, bravo Jacobian. Che bella partita. Bella partita, anche perché Rovereto non molla. Bravo. Ed giustamente sta onorando questa partita di ritorno, questo quarto di finale. Bellissime le azioni da una parte e dall'altra, protagonisti i portieri, perché prima Veronese su Moscoso e poi Jacobian su Bazzanella. Bravissimo, i due portieri facendo veramente bene, e poi il gioco è veramente attivo, nel senso tutte e due squadre che provano ad attaccare. Anche il Mestre che ha cambiato adesso, il Mestre Fenice ha cambiato tanti giocatori mettendo nei giovani, le squadre comunque continuano a giocare. Il Rovereto cercando poi di subire un po' questa pressione iniziale delle squadre, però non dimenticando di giocare, quello è importante. Rutzen che cerca di andare via, c'è un fallo e dopo 7 minuti è il primo fallo, a dimostrazione che la partita è... No, guarda, loro sono venuti per giocare, non stanno pensando giocano il calcio a 5, che veramente è una bella partita divertente a tutti. Che tra le altre cose l'assist di Rutzen per Moscoso è arrivato dopo un filtrante di Crescenzo, un giocatore insomma che anche qui insomma, anche vogliamo Enrique, parlarne. bravo, guarda. Attenzione, stesso Crescenzo che cerca di nuovo Rutzen sulla banda destra, questa volta è un po' troppo lungo. Sì, anche Crescenzo, un giocatore di tanta esperienza, tanto tempo che è dentro dello sport, quindi bravissima persona, un bravissimo giocatore, quindi perfetto per le squadre. Rovereto che prova a pungere con Bazzanella, che è il capitano della formazione trentina, e la conclusione è larga. 2-0 il risultato di una piacevole partita. Guarda, 2-0 che per me ci puoi stare, il Mestre ha creato qualcosina in più, ma il Rovereto comunque non si fa intimidire, sta cercando di recuperare, sta iniziando a spingere un po' in avanti, sta iniziando a creare le sue occasioni, quindi la partita che promette. Poi parlavamo di Kevin Scavinato, che comunque Kevin l'ho conosciuto lo conosco, non direi che è un amico perché lo conosco da quando era piccolissimo. Hai detto potrebbe essere tuo figlio. Certo, ma guarda, tanti di questi qua possono ormai essere i miei figli. Però Kevin da piccolo ha giocato, è bravissimo e è qua che lo vedo un po' iniziando nella prima squadra. Mi fa piacere vedere tutti questi giovani che crescono e stanno facendo veramente bene. Complimenti a loro. Continuando
a parlare di giovani, Rovereto ne ha anche di molto interessanti, perché ha un 2007 che è Lorenzo Festini, che ha già fatto il suo esordio, tra le altre cose universale classe 2019 dell'Under 19, che ha già partecipato alle Final Four, dove Rovereto aveva conquistato un posto tra le prime migliori 4 di Coppa Italia in A2 Elite, proprio qui a Iesi, dove si erano qualificate proprio queste due formazioni, Mestre Felice e Rovereto. Entrambe hanno perso la semifinale, che poi è andata con la finale che è andata tra Capurso e Pescara, con Capurso che si è aggiudicato il titolo. Però due formazioni che hanno dimostrato durante attenzione, Bui che cerca di andare via, dicevo, e Festini ha trovato spazio anche nelle Final Four di A2 Elite, un classe 2007, c'è in panchina anche Matteo Bursi, un 2004, e c'è anche il 2005 Davide Vivian, che ha segnato tra le altre cose l'andata, il gol del pareggio, del momentaneo 1-1. Riesce... Guarda, io comunque purtroppo non conosco tutti i giocatori, ma mi fa piacere sapere che ci sono tanti giovani, giustamente anche dalla parte di Rovereto, che si è fatto la Coppa Italia e qua a fare i playoff non è per caso, è anche per un bel lavoro che hanno fatto. Comunque è una squadra neopromossa. Esatto, no? Esatto, perché chi non viene è facile, dalla A2, sono le due... Bella l'occasione di Ruzzene, la palla è alta, diciamo due squadre, perché Maccamprata, che era nell'altra quarto di finale, e Rovereto erano le due neopromosse in A2 Elite, bravissimo a segnalarlo, quindi complimenti a Rovereto che sta anche crescendo con i giovani. Bravissimo. Sicuramente. Ma guardi, quello è che fa la differenza, perché alla fine servono sempre i giovani che porteranno avanti che è il futuro, lavoro. Sono il futuro del... Allora, vi correggo, perché il capitano di Rovereto è Frisenna, il numero 9, Andrea Frisenna, un classe 89, è alla sesta stagione all'Olimpia Rovereto, e quindi è sicuramente una delle colonne portanti di questa squadra. Quindi, complimenti a Frisenna, anche lui giocatore d'esperienza, con Rovereto che ha in campo adesso anche Davide Onzaca, classe 2000, e Riccardo Gastaldello, di cui parlavamo prima, anche lui esperienze qui al Città di Mestre. Certo. Attenzione, con Crescenzo che cerca di portargli via il pallone, Frisenna, Crescenzo che lo recupera, un altro di poca esperienza, Granci Moscoso. ma guarda, no, in realtà Mestre Fenice ha questo mix che per me è la cosa importante, è avere un po' di esperienza e un po' di gioventù, quindi quello lì fa sempre la differenza. Bui, Ruzzene, c'è il tocco di Onzaca, regolare secondo gli arbitri, che sono i signori Onesti di Pescara, arbitro numero 1, e il signor Fantino di Savona, arbitro numero 2 al crono, il signor Rosa di Vicenza. Castaldello qui ha fatto un anno di A2, Moscoso che anticipa Frisenna, si riparte con Bui sulla sinistra, Bui che riesce a resistere, attenzione al controllo, poi per Moscoso, e bravo Veronese a uscire, ma l'azione non era male. Una bellissima azione del Mestre, che si vede nettamente che sono molto amalgamati, no? E poi il portiere sta facendo molto bene, è stato sveglio, ha capito un po' l'idea e è riuscito a anticipare l'azione. Sì, Danilo Veronesi, classe 2002, questa volta è titolare, di solito c'è Leonardo Ceschini, titolare del Rovereto, era titolare anche all'andata, portiere esperto, classe 92, che è dal 2019 a Rovereto, quindi insomma 5 anni. Sì, adesso il portiere sta avendo la sua occasione, la sua opportunità, e sta facendo molto bene. Attenzione, e di nuovo Veronese che chiude lo specchio a Moscoso a 9:49. Diciamo che in questo momento Mestre sta legittimando il 2-0. Vabbè, Mestre comunque è a casa, ha fatto una stagione in cui almeno il risultato della regular season dimostra. Ancora Ruzzene, 9:40 da giocare. Parlavo che Mestre comunque ha dimostrato in campionato di essere la favorita per la partita, poi tutto può succedere, però fino adesso per me il risultato è giusto. Ruzzene di destro ci ha provato l'ultimo a toccare, è stato lui, perché su rimpalla favorito Tiago, esce Tiago, vediamo chi è entrato al suo posto.
Castaldello con Onzacca, ancora Castaldello, il pressing altissimo del Mestre Fenice, Veronesi che è costretto a spazzare. È entrato il numero 4 Lorenzo Festini, di cui parlavamo prima, quindi il classe 2007 per Rovereto, che ha già fatto la sua apparizione nel Final Four, ma è stato sempre convocato spesso, nonostante sia nella rosa dell'Under 19, da Rovereto in prima squadra. Quindi vedi, quello è, alla fine i giocatori con questa età devono iniziare un po' a fare anche, a sentire anche l'aria, a respirare l'aria della... E giustamente allenatori, vedendo qualità, lo mette a giocare, perché ha dimostrato sicuramente che ha questa possibilità e quindi sfrutta l'occasione, sicuramente crescerà. Veronesi lungo proprio per Festini, che però non ci può arrivare, controlla Jagubian, la rimessa sarà del Mestre Fenice. Dicevamo partita di ritorno del quarto, dopo il 6-2 adesso siamo 2-0 per il Mestre Fenice. Dall'altra parte per la semifinale si è già chiuso, si è già deciso chi è arrivato, e dopo l'1-1 dell'andata tra Maccan Prata e CDM Genova, ieri sera il CDM ha vinto 5-2 e quindi è il CDM Genova che aspetta la vincente tra Mestre Fenice e Rovereto che si è guadagnato un calcio d'angolo, ed è lo stesso Festini che prova a metterla al centro con Bordignon che riesce a respingere. Pires, Festini ancora che controlla, Castaldello, Bazzanella, la conclusione ancora Festini, Bazzanella che prova il colpo di tacco, però Jacobian è sicuro. Mestre è abbastanza sicuro in difesa, Mestre Fenice, scusami, è sempre sicuro in difesa. Rovereto prova quando c'è il pivot davanti a imbucare e sfruttare il gioco da pivot, ma Bordignon indietro sta riuscendo. Maltauro, il numero di Maltauro, Veronesi si è girato anche qui in un fazzoletto. Maltauro è quello è il suo gioco, noi poi si dà fortissimo fisicamente, se tu dai l'appoggio a lui è quello che aspetta per poter girare e andare in porta. Maltauro che all'inizio della stagione non giocava al meglio per risentimento, anche giocava sul dolore, come si dice, quante volte l'hai fatto? Certo, lo facciamo sempre. Esatto. Però adesso sembra aver ritrovato proprio lo smalto giusto per il finale di stagione, per questa post season importantissima. Andiamo infatti a vedere anche, attenzione, bravissimo Festini a rubare palla su Pires, poi Pires torna su di lui e riesce a guadagnare la rimessa. Si riparte con Bordignon, 7:20 ancora sul cronometro. Diciamo che Onzacca, c'è un mismatch favorevole per Maltauro in questo caso. Guarda, sulle stasse siamo qua a un sproporzionale di livello. Ma poi il discorso, non è detto che un giocatore arrivi in una squadra, una società per la prima volta e riesci subito a esprimersi, magari ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di... Bisogna ambientarsi anche, certo, no? normale, o adattarsi un po' a un gioco diverso rispetto a quello che prima era di un'altra parte, quindi... però la cosa buona è chi è al massimo nel momento più importante della stagione, quindi quello è la cosa interessante. Un paio d'anni a Sporting Marca per Alexander Maltauro Neto, dove ha mostrato tutto il suo valore. Tra le altre cose ricordiamo personalmente delle sfide con l'allora Città di Mestre, ma anche con il Fenice, dove ha fatto indiavolare un po' tutti. Sì, no, perché è bravissima nel suo ruolo, quindi è un ruolo da pivot che comunque è un ruolo molto importante per la modalità, quindi avere un giocatore del genere che ti prende la palla, fa la squadra salire, quindi non è da poco. Anche perché spostarlo non è facile da quella posizione. Fisicamente è veramente forte e difficile spostarlo. In questo caso è Cristelle, riesce a girarsi ancora Veronese, 6-19. E che Veronesi sta facendo veramente una buonissima partita. Tante palle è riuscito a salvare le squadre. Diciamo che si è veramente impegnato. Attenzione, la palla che rimane lì, bravo Veronesi a prenderla, si riparte con Castaldello sulla banda sinistra, si accentra, però lui è il primo a controllarla. Bordignon che cerca Maltauro sulla destra, Cristelle usa le braccia, ma ci sta, insomma, anche perché se no ti metti non lo sposti. Sì,
Vabbè, alla fine l'arbitro ha lasciato correre, la palla è continuata con diciamo quante volte sono questi contatti? Sì, non credo capita che spesso. esatto. Sì. Da tutti e due i lati. Bazzanella, Cristel, Bui scivolata a fermare il tentativo di attacco del Rovereto. Vi ricordo, dall'altra parte eravamo rimasti su questi quarti di finale, quindi con il CDM che attende la conclusione di Bazzanella, non precisa, non l'ha presa benissimo, larga alla destra della porta di Jacobian, è tornato a tirare il Rovereto dopo un po' che non lo vedevamo. Sì, comunque una buona azione del Rovereto, che sempre chi può cerca di dare un po' fastidio al Mestre, chi defensivamente si posta bene, sta soffrendo un po'. Allora, dicevamo quarti di finale, dall'altra parte quindi da questa parte si è già decisa una prima semifinalista. Attenzione, Festini che recupera il pallone sul Bordignon, Bazzanella che poi cerca ancora Festini però viene bloccato, sono in due da quella parte, arriva Pires, si sono dati fastidio Bazzanella e Castaldello quasi. Si vede. La prendo io, la prendi tu. E alla fine, perché era una buona occasione, Rovereto ha pressato l'uscita della palla del Mestre Fenici, è riuscito a rubare, ha avuto una buona occasione, ma alla fine non hanno sfruttato. C'è stata qualche incomprensione probabilmente tra Pires e Castaldello. Vabbè, sono cose che succedono sul terreno di gioco. Torniamo invece a quello che stavo dicendo prima, nel senso che da questa parte si è già decisa la prima semifinalista, quindi CDM che aspetta la vincente tra Mestre Fenice e Rovereto. Dall'altra parte ci sono Academy Pescara che sta vincendo 2-1 sul Futura che all'andata aveva pareggiato 2-2 contro l'Academy Pescara. New Taranto e Città di Melilli stanno pareggiando 2-2, all'andata il New Taranto aveva vinto 5-4 sulla Città di Melilli, quindi è ancora tutto un gioco, partite che sono iniziate alle ore 16, la conclusione di Bazzanella, la prende Pires che poi cerca di ripartire, la recupera Bazzanella, la apre per Cristel e ancora Pires che chiude. Allora, io prima di tutto il campionato è abbastanza equilibrato, tutte le altre partite sono state risultati equilibrati, si vedono ancora, questa un po', la prima diciamo è stata un po' lunga, però comunque, però una cosa che vedo è la partita è diventata un pochino più calda del solito. Attenzione Pires che va via, attenzione Pires, Veronesi 4,54 Veronese, attenzione Festini, esce Jacobian. Veronese ancora una volta facendo il suo, molto bravo, complimenti, sta aiutando tanto il Rovereto a mantenere questo 2-0 che è ancora aperto, 2-0 non vuol dire niente. Attenzione Castaldello, vola Jacobian. Bellissima la conclusione di Castaldello. Bella azione di Castaldello, è bravo nell'individuale, è uno che punta a questa qualità, sfrutta, e è difficile difendere e ha fatto una bellissima azione, una bella parata. Bravo. Poi parlavo che al Mestre Fenice non interessa scaldare tanto la partita, perché poi la partita diventa un po' fuori dalla normalità, diventa una partita più psicologica, non è quello che interessa, e magari lì perdi un po' la mano, capito? Quello è. Sì, è meglio tenere insomma tutto sotto traccia, nel senso anche perché stai conducendo 2-0, sei già in vantaggio 6-2, non c'è nessun motivo per esagerare. Ci sta però che dall'altra parte magari non prenderne ancora può essere, insomma, fa parte del gioco, esatto. Così funziona. Parlare da qua è facile, poi in campo è tutta un'altra cosa. Esatto, quindi, esatto. No. Anche se io da cronista vi posso garantire che non ho mai o raramente ho visto Eric Bellomo arrabbiarsi in campo. Pochissime volte. Esatto. Bui prova la conclusione, ancora Veronesi. 3,45. Diciamo che Veronesi sta in qualche modo limitando i danni. Bravissimo. Veronesi sta facendo veramente una buonissima partita, complimenti a lui. Sta avendo la sua occasione, le sta sfruttando al massimo. Qui non riescono nella conclusione i giocatori del Mestre Fenice, il pallone è in avanti per Vivian, che vi ricordo all'andata segnò il gol del momentaneo pareggio contro il Mestre Fenice. Tiago Monteiro contro Bordignon, le finte di Tiago Monteiro, Bordignon che non casca sulle finte, un Zaca
Avanti per Vivian che restituisce a Onzaka il controllo sul bordo, vediamo se è uscita. È uscita, sì. Però aveva fatto un bel numero Onzaka lì, quell'1-2. No, si vede che ha qualità, purtroppo lo spazio era quello che era finito poco. il campo, era finito il campo. Ruzzene, a proposito di qualità, però viene fermato Castaldello, Tiago Monteiro. E poi parlavo per i giovani, è anche interessante avere partite del genere in cui sai, si gioca una qualifica, la partita un po' più tirata, quindi anche si fa crescere, si fa un po' anche subire certe situazioni, ma fa parte della crescita di ogni giocatore. Castaldello, le finte su di lui, attenzione a proposito dei giovani, è entrato Matteo Riggi che usa le braccia anche in maniere un po' più robuste per fermare. L'arbitro volendo poteva esatto, aver fischiato per fermare Castaldello. Il pallone per Tiago, bella la conclusione centrale. Ruzzene riesce ad andare via su Tiago, Ruzzene il pallone per Bui, forse un po' troppo indietro. Sì. Alla fine la palla, guardiamo qua il replay. Sì, la palla è passata un po' indietro dove era e quindi non è riuscito a toccarla. Lì è stato altruista Ruzzene perché poteva concludere, ha visto il compagno. Poteva concludere, ha aspettato apposta per fare l'assist, ma purtroppo il passaggio non è stato ideale. Però ha fatto bene, la sua idea è stata per me corretta. Anche perché qui in questo momento vi ricordavo, è entrato Matteo Riggi classe 2005, quindi ci sono parecchi giovani in campo da una parte e anche dall'altra, sono due per squadra, no, anzi con Iago Bian siamo 3 squadra con giocatori molto giovani anche per il portiere Veronesi, quindi continuiamo a sostenere questa linea verde perché è giusto così. Ruzzene, Riggi. E se sono in campo è perché se lo meritano, non è l'allenatore non mette in campo un giovane che non se lo merita. Giusto, capito? Lasciare spazio solo per fare giocare così, un giovane. Alla fine tu devi dimostrare, se sono in campo è perché il mister ha fiducia a loro e quindi giustamente devono essere lì. Onzaka rallenta, cerca di ragionare un attimo, il pallone indietro per Tiago, ancora per Cristello, Onzaka che anticipa, Matteo Riggi che prova a pressare e alla fine a terra Tiago Monteiro per il primo fallo del Mestre Fenice che è arrivato dopo 19 minuti. Pochissimi falli in questa partita. Esatto, totale 2 per Rovereto, 1 per Mestre Fenice. Possiamo andare al commento del primo tempo, diciamo che il 2-0 ci sta. Per me sì, un 2-0 che ci puoi stare. Bebettino che cerca di andare via, Tiago Monteiro che la atterra e anche appena detto partita corretta, Monteiro viene ammonito. Guarda, partita che per me ci sta e questo 2-0 è giusto. Veronesi in porta ha fatto buonissime parate e quindi comunque Rovereto non è chi ha creato le sue occasioni, ha provato. E è stata una partita molto intensa, poche falli, che quella è una cosa positiva, quindi si vede il gioco. Bello. 3 per Rovereto e 1 solo per il Mestre Fenice. Sì, che non è normale, diciamo, terzo fallo adesso. Quindi. Però comunque è bella partita, intensa, per chi sta qua guardando sicuramente è piaciuto. Si sta divertendo, anche perché Franchetti ancora una volta si è riempito, si è andato via via riempiendo e quindi sicuramente piacevole perché il futsal piace, c'è poco da fare. Attenzione, allora qui possiamo scommettere su chi tira, secondo me Bui, e c'è la rete di Bebettino a 38 secondi dalla fine, 3-0, torna con molti minuti e torna anche con il gol. Era uno schema. Sì, uno schema fatto molto bene, è funzionato, quindi questo è allenamento. E poi un'altra cosa, quando tu rientri riesci anche a segnare, tutte queste cose qua ti danno fiducia e ti preparano ancora di più per quello che può venire in futuro. Quindi se prima dicevamo che 2-0 era il risultato, anche 3-0 ci può stare, ma sì, non perché Rovereto
abbia meritato un passivo così pesante, ma perché il Mestre Fenice fosse stato più determinato. Certo, no, ha fatto per meritare, quindi non è... Quindi hanno fatto per meritare. Qualche secondo anche per Kevin Scavinato, Scavinato 2007. Fazzan Frisen che cerca di liberarsi. 5 secondi alla fine. Allora, ci siamo divertiti, soprattutto i tifosi di parte Mestre Fenice, Sì, chiaramente. certo. Adesso sembra quasi veramente ipotecato il passaggio del turno, ma mancano 20 minuti e vi invitiamo a rivederli qui al Pala Franchetti. Finisce il primo tempo, quindi Mestre Fenice 3, Olimpia Rovereto 0. Ci sono ancora 20 minuti da vivere per chi ama il futsal, per i tifosi di Rovereto e per i tifosi del Mestre Fenice, perché partita di ritorno dei quarti di finale. Dall'altra parte aspetta il CDM Genova, la vincente. Noi ci risentiamo a brevissimo per il secondo tempo. Grazie Italo, ci possiamo accomiatare per qualche minuto.
Eccoci qua, allora pronti per il secondo tempo, stanno rientrando in campo le formazioni. Noi abbiamo anche la possibilità, grazie al nostro supporto tecnico, Italo vai con gli highlights delle reti. Andiamo a commentare subito con Eric il primo gol, intanto il sinistro di Pires, veramente l'ha messa nel set, molto difficile per i portieri. Guarda, questa diceva è una giocata molto calcio a 5, vedi, parallela, bellissima, con una categoria incredibile, complimenti. Anche perché ha trovato proprio la parte opposta dove doveva arrivare Veronesi. Bello, questo è lo schema con Bui che tocca per Bebettino, Bui di nuovo. Ma guarda, questo è qui che si crea lo spazio, perché non si sa chi tira. Bravo, perché la prima mossa il portiere si muove, poi la palla torna indietro, quindi è già sbilanciato. Il Bebettino, con la qualità che ha, può metterla dove vuole. E si vede l'importanza della palla ferma, no? Primo gol di palla ferma, il terzo gol di palla ferma, quindi la palla ferma nel calcio a 5 è molto importante, anche perché è una cosa che può essere allenata tanto, perché con il numero di giocatori ridotto rispetto a un calcio in cui tu fai fatica a gestire tanti giocatori, con uno che batti, 3 che si muovono, tu riesci un po' a fare degli schemi che sono molto efficaci. Quindi se tu riesci a fare le palle ferme bene alla lunga di un campionato ti può dare tanto. Allora ecco il futuro di Eric Bellomo Ringhins, visto che ho messo il Ringhins alla fine, ormai l'ho capito. Abbiamo un futuro allenatore. O no? Ti piacerebbe? Sì, io ho fatto anche il corso allenatore un po' apposta per avere il patentino in tasca, se per caso in futuro sarà, ma niente, può essere un'idea, non dico di no. Allora sono già pronte e schierate le formazioni in campo, con Veronesi da una parte, Cristel, Vivian, Bazzanella e Tiago per Rovereto, Jagubian, Moscoso, Bebettino, Ruzzene e Pires per il Mestre Felinice. E si riparte, 20 minuti per la fine di questo quarto, andata finita 6-2, adesso il risultato è 3-0 per il Mestre Fenice al Franchetti, quindi passaggio del turno che dovrebbe essere in qualche modo blindato. Attenzione, c'è un problema con la palla, probabilmente. Il Rovereto adesso ha 20 minuti per cercare di fare qualcosa in più, che fino adesso non è bastato. Pallone che magari un po' sgonfio. Proprio credo sia scoppiato. Addirittura. Vabbè. Meno male che abbiamo un altro, così la partita può continuare. Niente, dicevo che Rovereto ormai mancano 20 minuti per cercare di provare a fare qualcosa in più. Onorare anche l'ha fatto già nel primo tempo, perché ha cercato di aprire in qualche modo, di tenere viva la competizione. Ruzzene che controlla, l'ultimo a toccare, la rimessa sarà per l'Olimpia Rovereto. Come dicevamo, ma è bene ricordarlo, un Olimpia che è arrivato qua in formazione molto rimaneggiata, perché due giocatori importanti come possono essere Rafinha e Hakimi non si regalano a nessuno. Bravissimo, mancano, sì. Vabbè, comunque stanno facendo una buona partita, certo, nulla da dire, e anche un bellissimo campionato, quindi complimenti a loro. Di tutte le squadre che in questo girone, nel girone di stagione regolare, hanno messo in difficoltà il Mestre Fenice, sicuramente una di queste, anzi forse quella che ha più messo in difficoltà il Mestre Fenice, è proprio l'Olimpia Rovereto. Ricordiamo che all'andata al Palamarchetti fu 3-2 per l'Olimpia Rovereto nella stagione regolare, con un gol nel finale su tiro libero di Hakimi a 8 secondi dalla fine, 3-2 per l'Olimpia. E qui al Franchetti finì 2-2. Attenzione, il pallone, l'invenzione di Bebettino, Ruzzene non la controlla, poi c'è Moscoso che anticipa Cristel, ma Cristel si è fatto male. Magari muscolari, esatto, non lo vediamo. Sembra proprio di sì, infatti Moscoso si è fermato. Un gesto di sportività anche di Granci Moscoso, perché Cristel aveva perso il pallone perché non poteva controllarlo. Moscoso non è andato verso la porta e ha lasciato il pallone, quindi bel gesto dopo un minuto. Questo a dimostrazione anche del, diciamo, ormai la frenesia del risultato è venuta un po' meno, ma è normale. Certo, sì, è venuto un po' meno. E poi una situazione che ancora mette più in difficoltà il Rovereto, perché perdere comunque un giocatore in più in questo momento non aiuta. Esatto, perché Cristel è comunque all'8º anno, era un'altra pedina importante dell'Olimpia Rovereto, 8º anno con le Pantere Trentine, quindi insomma giocatore di riferimento, e adesso si è fatto male pure lui. Diciamo che
Vabbè, in questo contesto ormai Rovereto siamo a fine stagione, questa sarà a 18 e 17 dalla fine della partita, l'ultima partita della stagione, quindi per una neopromossa arrivare alle Final Four di Coppa Italia di categoria e ai playoff credo sia già un grandissimo traguardo. Ma guarda, sinceramente sono quasi convinto che all'inizio delle stagioni nessuno se l'aspettava e quindi è veramente sappiamo che non è semplice salire di categoria e riuscire già a fare playoff o fare anche Coppa Italia, quindi è solo a fare i complimenti alla società che dimostra che sta facendo un buonissimo lavoro e devono continuare così, che è quello che il calcio a 5 ha bisogno, di società serie che fanno bei lavori, fanno crescere i giocatori. Sì, perché c'è una società alle spalle che sta coltivando anche un settore giovanile che è quello importante anche per il movimento, perché come dicevamo prima ci vogliono i giovani, per far crescere il movimento bisogna anche che ci siano settori giovanili come quello del Mestre Fenice ma anche lo stesso Rovereto che coltivino i giovani. Certo. Tanto Moscoso recupera il pallone su Gastaldello, no, è rimasto a terra un giocatore, si riparte dalla parte opposta, Bruzzene, bravo in scivolata e Bazzanella. Moscoso aveva recuperato il pallone su Bazzanella, speriamo non si sia fatto male pure lui, se no perde i pezzi a 1-1 Rovereto. Anche perché se arriva un momento delle stagioni proprio alla fine in cui i giocatori sono abbastanza stanchi muscolarmente parlando, di cui lì gli infortuni possono accadere un po' di più. Tra le altre cose il traguardo delle Final Four di Coppa Italia, bello il pallone di Pires, troppo lungo per Ruzzene, è stato accolto in Trentino con grande entusiasmo perché è stato il risultato di maggior prestigio per il futsal trentino, quindi Olimpia Rovereto che sicuramente questa stagione potrà incorniciarla, comunque vada l'esito di questa sfida di ritorno che vede in questo momento nettamente favorito Mestre Fenice. Con questo risultato il Mestre Fenice andrà a sfidare, lo ripetiamo, il CDM Genova. La prima partita la sappiamo sicuramente, dovrebbe svolgersi chiunque sarà l'avversario in anticipo venerdì, perché a Genova in Liguria si gioca il venerdì sera come è successo ieri per il CDM e il Maccan Prato, il risultato del 5-2 per CDM. Attenzione, il contropiede di Moscoso che apre per Ruzzene, Veronesi, Moscoso salva Tiago sulla linea, 16-13, grossa occasione per il 4-0. Ancora una volta il portiere ha fatto una buonissima parata, anche prima che poi è stata salvata per Tiago. Sì. E adesso i Mestri un po' indietro, chi cerca il contropiede, giustamente Rovereto deve un po' ancora cercare di colpire un po' di più, i Mestri aspetta e sfrutta un po' il contropiede. Quando non c'è arrivato Veronesi ci ha pensato Tiago. E alla fine in squadra tutti devono difendere, tutti devono attaccare e anche difendere, perché Pires si è trovato da centrale contro Bazzanella. Ma guarda, alla fine questi sport è un po' così, alla fine tutti devono un po' fare tutti i ruoli, chi attaccare e difendere fa parte del gioco, quindi diverso un po' del calcio, quindi la punta puoi stare un po' più tranquilla quando la palla è in difesa. Sì, anche perché insomma andare su e giù per una punta nel calcio sarebbe, anche se ci sono molti allenatori, tra cui quello che ha vinto il campionato proprio ieri sera, che chiedono ai loro attaccanti tanto dietro. Andiamo a stare fisicamente bene. Gastaldello, il pallone per Bazzanella che però non riesce a raggiungere l'assist di Onzaka, quindi Ruzzene che riparte, tocca indietro per Moscoso, Bui contro Gastaldello, la verticalizzazione per Pires che gli rimane la palla lì, però l'aveva controllata in un primo momento, riprende palla Ruzzene, Moscoso. Ma si vede, Bui ha una visione di gioco veramente incredibile, perché ha visto ancora una volta un passaggio filtrante fatto perfettamente, quindi lui ce l'ha questa visione e riesce a fare, non solo ce l'ha la visione ma riesce a fare il gesto tecnico perfetto. Bui prova la conclusione, Onzaga che riesce a respingere e quindi la rimessa sarà per il Mestre Fenice. Ruzzene, Bazzanella che trattiene il pallone, Gastaldello, Onzaga, Tiago, Veronesi che deve aprire sulla destra per Bazzanella.
Adesso chiaramente i ritmi si sono anche un po' abbassati, Sì. ma è normale insomma. Sì, che ma la situazione partita sia va su e giù, dipende, ci sono dei momenti un po' più caldi, momenti più che la partita si rallenta un po', fa parte, non è impossibile farla al massimo. per 40 minuti. No, anche coi cambi è una roba impossibile, è normale. Castaldello contro Ruzzane, il pallone al centro, Bazzanella ci prova col colpo di tacco, li riflessi Jacobian e salvataggio, si riparte dalla parte opposta, non ci arriva, però Bellissima azione. bello il colpo di tacco di Bazzanella. Sì, meriterebbe qualcosa in più perché è stato un colpo veramente bello. Di prima intenzione il colpo di tacco è stato anche improvviso, bravo Jacobian a intuirla. Perché il portiere di solito non si aspetta quella mossa lì, il colpo di tacco in quel momento non è semplice. E quindi il portiere non si aspetta e tante volte la palla passa. Quando si accorge ormai è tardi, però era molto attento nella parata. Si riparte, Jacobian che cede a Capitan Bordignon, Bui sulla sinistra, lo affronta Onzaka, Maltauro che è rientrato, non l'avevamo ancora visto all'inizio del secondo tempo, è entrato anche Crescenzo, Bordignon, Frisenna che lo affronta. Sì, di solito gli allenatori quando dopo il quinto minuto cominciano un po' a fare i cambi, adesso è stato un giro di cambio del Mestre Fenici. In surplus Riccardo Gastaldello che vi ricordo aver giocato anche qua, ma è giocatore che è classe 96, ha giocato sia col Petrarca Padova che con Serico, che con l'Hellas Verona, che con il Villorba, che con il Padova Calcio a 5, Cornedo, insomma ha girato, giocatore che ha girato parecchio. Sì. E comincia a avere attenzione Bui per Bordignon, Maltauro Veronesi, bravissima e azione. anche questa bellissima azione. È bello anche quando sono in tanti, no, a toccare quella palla. Bravo, no, guarda. Crescenzo ancora per Maltauro, attenzione. No, si vede che Mestre Fenici sta giocando bene, si conoscono, il gioco è chiaro, il mister è riuscito a passare quello che vuole alle squadre, si vede in campo. Comunque buonissima parata ancora, quindi complimenti. Veronesi che si sta distinguendo oggi veramente con una prestazione eccellente per il giovane portiere che ricordiamo classe 2002, Danilo Veronesi. Bravo. Che poi Frisenna cerca di passare all'esterno della rete, Jacobian stava controllando, adesso vediamo se lancerà subito Maltauro che vince il contrasto con Onzaka. Vabbè, l'arbitro ha visto così. Sì. Ecco, borderline. Sì. E poi il Rovereto in questo caso, avendo Maltauro in campo, ha un problema perché volendo pressare il Mestre l'uscita di palla si mette la palla direttamente al pivot e quindi Maltauro la tiene, quindi fa fatica a pressare in questo momento qua. Diciamo che il rapporto, anche il peso specifico tra Onzaka e Maltauro, che adesso si stringono la mano, bravissimi anche in questo caso, insomma propendeva un po' più per Maltauro, diciamo che ma servono due di lui per cercare di difendere Maltauro. per difendere su Maltauro. Sì. Riccardo Gastaldello in surplus, Frisenna, la botta di Frisenna improvvisa, il sinistro che però non c'entra la porta. Ci ha provato, ma vede che quello Gastaldello con la sua qualità riesce a portare due giocatori a difenderli, così lascia uno libero, che è successo adesso. Origi, Bordignon, Crescenzo, Maltauro, 12 minuti alla fine, la partita scorre via velocemente, ancora più del primo tempo, correttissima. Bravo, ormai correttissima, nulla da dire. Come avevo detto anche prima, chiaramente i ritmi si sono un po' abbassati perché attenzione, ci prova Gastaldello, il diagonale leggermente largo, ma 11:47, si rivede anche. Gastaldello è un giocatore che crea abbastanza, è quello che finora sta dando creando più difficoltà al Mestre Fenici. Quello che
sembra mollare all'ultimo, no? Sì, non vuole mollare. Bravo, è che lui ha questa qualità tecnica che puntando i giocatori mette in difficoltà la difesa. Quindi, proprio Castaldello 2 contro 2, prova il pallone per Frisenna, chiude Jacobian, ma ancora una volta è Castaldello che... Sì, è quello che sta cercando di portare avanti le squadre. Con la sua qualità individuale sta cercando di creare qualcosa. Veronesi lungo per Frisenna, controllato da Maltauro, bello il numero di Frisenna, complimenti. Ci ha creduto il capitano Rovereto e dopo al nono c'è il 3-1, accorcia le distanze Rovereto. Complimenti, bellissimo. Bello anche il numero, vediamo se... Sì, perché il controllo su Maltauro è stato bellissimo, Balombella a scavalcarlo, poi Jacobiano ferma, ma sul tappino è ancora Frisenna a mettere in rete. Veramente complimenti per il gol, non è mai facile, prende la palla di spalla, la porta, tutto, fa un sombrero e quindi poi ha la qualità e anche la fortuna poi di ribaltare e di rimanere a lui, ma ha segnato, complimenti, bellissimo. E allora accorcia le distanze Rovereto con il capitano, un gol diciamo meritato comunque, certo. Perché no, il Rovereto non ha smesso di provare o di segnare, quindi ha sempre provato. E chi poi il Messi sta difendendo bene, quello. Qui c'è il fallo di Frisenna, però si vede assolutamente non cattivo. Ci sta, un giallo che ci sta, anche importante perché se non fa il fallo il giocatore va in porta, quindi ci può stare, il giallo è giusto. Quindi è il secondo ammonito della partita, il primo fallo per... non so cosa si sta aspettando, comunque primo fallo per Rovereto, c'è un fallo anche per il Mestre Fenice, dimostrazione ancora di una partita correttissima. Il secondo ammonito però per Rovereto, perché alla fine del primo tempo era stato ammonito Tiago Monteiro. Adesso dopo il gol il capitano si è preso l'ammonizione di Rovereto, Maltauro si gira, Festini ha cercato di contenerlo, ma non è facile. Il Mestre Fenice sta usando quest'arma di quando Maltauro è in campo, sfruttano spesso la palla su di lui, giustamente, e lui davanti è molto bravo, riesce a fare il suo. La rimessa è per Rovereto. Castaldello, Gonzaga, Festini, ma è finito il campo, l'ultimo tocco è di Crescenzo, la rimessa sarà per gli ospiti, per le Pantere Trentine. Festini, Gonzaga, il pallone che viene lasciato a Bordignon, che scodella per Crescenzo, la conclusione, Veronesi. Di nuovo. Bravo a usare i piedi Castaldello, Bordignon che si oppone, intanto nel frattempo riposo per Jacobian, è entrato il secondo portiere Federico Genovesi. Bravo. E comunque vedi la partita non si ferma, un attacco importante per Messi con un passaggio di Bordignon perfetto e poi subito contropiedi Rovereto, e quindi bella partita. Questa volta non è preciso. Sì, perché è stato un po' pressato e lì il passaggio quando sei pressato è un po' sempre impreciso, difficile. Sembra quasi ci si voglia liberare, no? In quel caso meglio liberarsene piuttosto che perderlo. Bravissimo, lo fai un passaggio anche più lungo di quello che magari va fuori, non è un problema. Kevin Scavinato è entrato, cerca di andare via su Festini, uno scontro tra giovanissimi praticamente, il futuro del futsal. Sì, quello che si scontrano nelle under 19 stanno giocando qua. Esatto. Castaldello per Festini, ancora Castaldello, passano da lui chiaramente tutte l'iniziazione per le Pantere che hanno accorciato con il capitano Frisenna, il pallone lungo, cerca il controllo
il numero 17 Onzaka, difficilissimo controllare con quella palla che ti arriva da dietro. Molto difficile, anche se in corsa la palla lunga provi a fare, anche se la fermi poi è un altro problema cosa faccio. Esatto, perché poi sei lì. Bravo, dove vai con l'avversario che ti è subito addosso. Sì. Però Bebettino, Crescenzo, Bordignon, però ci ha provato. Attenzione, il controllo Onzaka che però adesso sono in 3 su di lui e gli toglie fallosamente il pallone schiavinato. Punizione per Rovereto da ottima posizione. Rovereto pian pianino, poi dopo aver fatto il 3-1 ha preso un po' fiducia e comincia un po' a creare già più. Anche Mestre Fenice che magari meno giusto, determinata, guarda, no? Bravissimo. Ci sta, fa parte, psicologicamente parlando fa parte, quello succede spesso. Vediamo se il capitano sarà Gastaldello o il capitano a provare dalla rincorsa. Sembra il numero 9, il capitano Frisena, che vi ricordiamo ha appena accorciato al 8,52 ed è proprio il capitano che parte. Genovesi passa il pallone ma esce di un soffio. Un bel tiro, ha provato a mettere sotto le gambe, però non è riuscito, la palla è stata difesa. Per Frisenna, Genovesi c'è stato un tu per testa a testa là a un passo dalla linea di porta. Attenzione, Onzaka dalla parte opposta, cercava Frisenna, è stato bravissimo Crescenzo a intuire e intercettare. Ancora Onzaka che cerca quasi di recuperare il pallone, poi comunque adesso pressa con determinazione la squadra ospite, soprattutto ormai provano a fare tutto quello che possono. Esatto, stanno cercando di riaprire almeno il computo della partita. Attenzione, schiavinato che se tu ci pensi al risultato di questa partita, un 3-1 è tutto in aperto, no? Che giustamente se pensiamo a un risultato complesso tra primi e seconda, ok, siamo in largo vantaggio. Non hanno intenzione di perdere questa partita. Bravo, questa partita sinceramente si può fare. Poi non è che è finita, giustamente ancora c'è da giocare, non si sa mai. No, vediamo. Però intanto magari se provi a riaprire questa, allora prima lo fai e prima puoi rimettere in discussione anche altre cose. Onzaka, Tiago Montero che riparte da Onzaka, qualche minuto di riposo visto che è stato concesso anche a Gastaldello. Pallone per Festini, c'è un duello con Schiavinato, questa volta ha ragione il giocatore Mestrino che riparte con Bordignon. Bebettigno allarga per Ruzzne, pallone indietro, rientra su di lui Onzaka, la rimessa sarà per il Mestre Fenice a 7 minuti e 50 dallo scadere della partita. Ricordiamo il risultato 3-1 per il Mestre Fenice, lo vedete in alto a sinistra. Tanto andiamo a vedere allora risultati finali delle altri due quarti. L'Academy Pescara è riuscita a imporci 2-1 su Futura e quindi l'Academy Pescara è l'altra semifinalista nella parte di quel tabellone e l'altra semifinalista è il New Taranto che dopo aver vinto 5-4 ha impattato 4-4 col Città di Melilli, quindi sono stati 9 gol all'andata e 8 al ritorno. Attenzione, Schiavinato, Festini che torna su di lui, continua il duello tra i 2007. Partite in generale con tanti gol e anche molto, molto equilibrate perché sono tutti risultati vicini, no? Esatto, quindi grande equilibrio da quella parte del tabellone come lo è in questa partita oggi, in questo secondo tempo, anche se come avevamo detto, visto il risultato dell'andata, in questo momento Mestre Fenice è in semifinale, mancano però 7 minuti e 10 alla fine del tempo. Bui riesce a passare e poi c'è la conclusione, ancora Ruzzere, 4-1, però nasce tutto ancora una volta dall'azione di Bui. Bravissimo, si vede la qualità, guarda, tanti giovani in campo, che bellezza vedere tutti così insieme. Si vede la qualità di Bui che sicuramente crescerà ancora, diventerà un giocatore molto forte per il calciatore italiano. E poi niente, Veronese ha fatto ancora una volta la sua parata, ma poi sul tap-in non poteva fare altro. Riesce a fare un po', però non tutto.
non possiamo chiedergli sicuramente di più, perché vabbè, comunque una bella partita, divertente, corretta da tutte e due squadre, quindi divertentissima a tutti che sono qua a vederlo. Time out, adesso vediamo cosa dicono, cosa pretendono gli allenatori, vediamo adesso quando ritornano di cosa stanno parlando. diciamo che non è neanche più rientrato, non so se in panchino è andato direttamente in spogliatoio, no, non è più rientrato Cristelle, ecco la rete, no, questo sono gli highlights del secondo tempo, ecco il dribbling di Bui che ha lasciato lì l'avversario, la conclusione, bravo Veronesi, poi Ruzzene che ribadisce là, era lì. Però quel dribbling sullo stretto lì quando hai qualità riesci a fare certe cose. Io quel dribbling non l'ho mai fatto in vita mia, quindi. Tu avevi altre qualità, dai. Io facevo il ruolo che ha fatto Ruzzi nella destra, ero davanti alla porta aspettando che il portiere la molasse davanti a me. Allora io mi ricordo, c'era credo Massimiliano Molini in porta, un paio di gol che lui ti lanciò la palla lunga e tu l'hai spizzicata. Avevo quel colpo lì, sì. Poi Molini che aveva un lancio veramente importante. Che arrivava da porta a porta praticamente. Sì. Tiago Veronesi. Attenzione Bui che ancora ha la forza e l'energia per andare a pressare. È entrato nel frattempo anche Matteo Bursi, di cui parlavamo prima, classe 2004, giustamente per mister Sajani è giusto anche far sentire un po' il campo ai giocatori che hanno contribuito ad un'ottima stagione, quindi è anche un premio a tutti quelli che hanno partecipato, perché poi noi di solito vediamo quei 4, 5, 6, 8 giocatori che giocano di più, ma in realtà la rosa è fatta di 12, di tutti gli altri che si allenano, che quelli che in settimana si allenano, certo. Pires per Bui al centro, ancora Pires, il colpo di tacco, Ruzzer 5-1. Bellissimo gol. Complimenti mamma mia, veramente qualità, intelligenza, una squadra che veramente gioca un bel calcio al 5, complimenti. E adesso con 5-1 si diventa molto difficile anche per vincere questa partita singolarmente parlando, quindi diciamo che forse anche non me ne abbiano a male i tifosi del Mestre Felice anche troppo pesante, anche se c'è la differenza, ma è sin troppo pesante questo 5-1, però quando giochi così che ti viene tutto naturale, non è uno si possa fermare. No, tu sei in campo e giochi, basta, no. Alla fine chi è in campo vuole segnare, non importa, se vogliono fare di più, quello è normale che sia così. Attenzione, Ruzzene per Bui, usa le mani Tiago, ma insomma niente di che. E poi giustamente è arrivato a questo punto in cui il Rovereto cerca anche un po', senza pensare tanto nella difesa, concedi dei contropiedi e delle situazioni più favorevoli a Mestre Fenice. Ruzzene che segna così la sua seconda doppietta consecutiva, perché nel 2-6 del Pala Marchetti ne aveva già messa a segno una. In quell'occasione segnarono la doppietta lui e Pires e gli altri due furono Maltauro e Bui, quindi mette a segno un'altra doppietta Cristian Ruzzene e ve lo ricordo, insomma Cristian è e poi questa è una cosa importante, che quando una squadra 2005 quindi una cosa importante, quando una squadra non ha solo il bomber, quello che segna solo lui, perché si capita la giornata e il Mestre ce l'ha già, perché ha 30 gol, oltre 30 gol stagionali per Gonzalo Pires. Ma dico che in realtà vedi che la squadra che segnano in tanti, quello è importante, sai, sono tanti giocatori che segnano e non è quello che magari nella giornata più importante non fa la sua partita, le squadre senti quella situazione. Quindi è una squadra in questo
questo momento in fiducia, che ha ritrovato, cioè il Mestre Fenice per tutta la stagione ha giocato in questa maniera, poi ha avuto quelle ultime 2 partite una volta che ha perso con Mantova, certo, in cui ci stava certo. rilassarsi, però è arrivata alla post season con determinazione sicuramente. Si è visto. Castaldello, Bazzanella, 4 minuti e 30 alla fine della partita, 5-1 per il Mestre Fenice, con Ruzzene che va a portare via il pallone a Castaldello, lo tocca per Moscoso, si riparte dalla parte opposta per Bui. Pires comunque sanno giocare a futsal. No, si vede che è una squadra allenata, i giocatori hanno qualità, giustamente hanno fiducia in questa cosa, in questo momento, quindi che conta tanto. Tu sei in campo fiducioso, tu giochi meglio, che è quello che il Mestre Fenice adesso sente. Attenzione, il pallone per Ruzzene che trova Pires e Gonzalo gli è mancato l'ultimo pallone, se l'è lasciato sfoggiare via. Sì, non è riuscito a stopparla bene come voleva, la palla si è scappata un po' e ha perso il tempo. Però un'altra palla imbucata bene dietro la difesa, che è capitato un po' spesso questa partita. Sì, Castaldello e Ruzzene che lo fa, quindi non è mai scontato. In qualsiasi competizione non è mai scontato, esatto. Malta cerca di non mollare mai. Bravo, non c'è perché mollare, hanno fatto una bellissima stagione, hanno fatto quello che potevano fare, complimenti a loro. Ne ho promosso nella categoria e spero che la società continui così e porti ancora in avanti tutto questo progetto. Come avevamo detto, c'è la munizione, attenzione, di Origi a 1,39. Sì, ci sta, munizione, ci sta. Sì, è entrato su... Sì, è caduto male, quello è il problema. È entrato su Bazzanella, che poi è caduto male, anche perché insomma quando cadi con un fisico così rischi anche veramente di farti male. Perché non è riuscito a proteggersi mentre cadeva, quindi quello è il problema. Si è sbattuto, penso, il bacino per terra, immagino. Sì, adesso deve decomprimere, mi sa, perché sennò... Subito intervento dello staff medico, anche del Mestre Fenice, perché il medico è lì, vediamo se... Speriamo non ci sia nulla di grave. Castaldello sulla punizione pericolosa, bravo Genovesi, riparte il contropiede, ancora Castaldello che recupera, cerca l'assist per Tiago, ma Pires ferma. Avevo appena detto Pires è quello, anche la difesa fa parte dello sport e lui è uno che difende benissimo, è tornato in scivolata e ha risolto il problema. Zacca, Bordignon. Bordignon ha tanta qualità, guarda, incredibile. Anche perché Onzacca lo sta pressando bene. È una zona molto pericolosa che lì se perde il pallone in porta. Perdi i palloni subisci, quindi però lui ha questa qualità, sa farlo. Stiamo guardando anche la situazione di Bazzanella che sembra dolorante. Attenzione, la palla recuperata da Bordignon che apre per Pires, Maltauro, Origi sotto porta. È una palla gol che è andata male. L'importante è che la squadra ha fatto quello che doveva fare, ha portato la palla sulla linea di porta, poi è stato un episodio che la palla è andata fuori. Però l'azione era giusta. Diciamo che forse arrivi anche troppo velocemente. Bravo. E non è facile poi impattare su quel pallone. Tu arrivi tante volte in troppa velocità o sei posizionato col corpo un po' male, provi a calciare come riesci ma va fuori. Andiamo allora, tutto il pubblico qui del Franchetti, alla prossima. Ciao, grazie a tutti.